Eccoci nuovamente in diretta, allora 9:08 del mattino, diamo il buongiorno a Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, capogruppo in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui. Allora stiamo commentando le notizie purtroppo non liete che ci arrivano dai giornali di oggi, a cominciare dalla guerra che preoccupa un po' tutti naturalmente. Stavamo commentando proprio questa notizia dei militari italiani nel bunker con poco cibo appunto in Kuwait, rinchiusi, scorte solo per 8 giorni. È un po' anche il segnale, no, di un atteggiamento italiano che non va bene, secondo lei, Richetti? Beh, assolutamente sì, nel senso che abbiamo dimostrato sia con Crosetto che con, per chi non ha seguito, il fatto che Crosetto si trovasse a Dubai, il nostro ministro della difesa, peraltro, per cui è un po' così. Ha fatto un po' impressione, no? Ha fatto impressione, dimostra che chiaramente... il vostro Stefano Patuanelli ha chiesto le dimissioni del ministro, fra l'altro. Ha chiesto le dimissioni, c'è stato un intervento anche ieri di Conte molto importante nei confronti di Tajani. Io sicuramente non sono una consigliera comunale, per cui non è che mi permetto di fare delle considerazioni di geopolitica internazionale, però certe cose le possiamo assolutamente dire, insomma. Cioè il fatto che ci siano dei nostri, appunto i trevigiani, dei nostri militari giù, il fatto che ci sia il ministro della difesa a Dubai bloccato, ma ci sono un sacco di italiani bloccati in giro in quelle zone. Anche triestini, certo. Anche triestini, e sta dimostrando che l'Italia non era informata rispetto a queste azioni. Ora, l'Italia è una delle poche nazioni europee che in qualche maniera sta sostenendo incondizionatamente l'intervento americano e l'intervento israeliano. Dimenticandosi, a mio avviso, che c'è tutta la parte del diritto internazionale che è stato violato con quello, diciamocelo, è stato violato il diritto internazionale con quell'attacco. Ora, sappiamo bene che facciamo parte della NATO e quindi praticamente, come dire, non puoi essere del tutto libero, diciamolo chiaramente. Ma assolutamente trovare coesione con il resto dei paesi europei che sono stati molto critici quando questo magari fanno parte della NATO. E che no? anche questi paesi fanno parte della NATO, ma sono stati molto critici su questo intervento, anche perché questo intervento è di vantaggio fondamentalmente per l'America, non è di vantaggio per l'Europa. E per l'Italia, si diceva prima, ma l'Italia non è che ha mandato armamenti, ce li ha già nella zona, ma avrà delle ripercussioni importantissime sia a livello economico, in primis Trieste con il porto. Con il porto. Diciamocelo, in primis Trieste con il porto. Anche con il presidente Fedriga, no? Che temeva appunto per le rotte commerciali. Assolutamente sì, non è che c'è da temere. Siamo regionali all'estero, perché anche quella è una situazione. Ci sono da doppi problemi, ci sono i nostri connazionali all'estero, ma c'è assolutamente un problema economico, che è quello del blocco. Sì, ovviamente quella zona lì è di controllo per i nostri traffici sia commerciali. Ci sarà un problema nuovamente per le energie e i costi che sono già schizzati alle stelle. Erano schizzati per la guerra in Ucraina e schizzeranno ancora di più perché quella è l'altra zona che ha il controllo energetico in qualche maniera, in cui noi siamo assolutamente interessati. Quindi un beneficio enorme per l'America, degli interessi enormi americani, e qui noi non siamo partner critici
Questo è secondo me la cosa gravissima, non siamo partner critici. Allora, questo è l'atteggiamento insomma, che non va bene secondo Alessandra Ricchetti. Poi parleremo anche invece di temi più cittadini, perché prima abbiamo parlato con l'assessore De Gavardo della questione dei controlli di vicinato, di cui dovreste parlare credo in uno dei prossimi consigli comunali. Certo. Ne parleremo fra pochissimo, ma sentiamo prima la telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scuso che vi tolgo dell'argomento questo della prego, guerra, prego. Che è veramente molto sensibile anche per tutti, no? Gabriela, vero? Sì, sono Gabriela della Novatiera. Ascoltando prima il consigliere circoscrizionale che si parlava della burocrazia, il mio pensiero è che quando un'infrastruttura qui di Trieste rimane chiusa per più di 20 anni, come succede con tantissime cose, per esempio in ogni giardino comunale abbiamo infrastrutture chiuse e rudere, giardino pubblico, Villa Revoltella, tutto, no? Parliamo della fiera, parliamo che cosa? Del ponte, parliamo della piscina, e lì non entra la burocrazia. Per me è una responsabilità politica, falta di programmazione, è una priorità nel bilancio e una capacità amministrativa, che è quello che manca qua, una capacità amministrativa, perché non si fa bene le cose. Quindi dire colpa della burocrazia è molto generico, perché la burocrazia sono le pratiche, sono le fotocopie, sono fare le autorizzazioni, però se non c'è una programmazione prima, queste autorizzazioni mai partono. E quindi per me sono più di 20 anni che sono qua a Trieste, e direi che è il primo sindaco che ho visto, che ero giovane in quell'età, in quella volta, e in Piazza Unità era di piazza, e sono 20 anni che la Villa Consoli c'è un rudere, quindi per me è una responsabilità politica. Grazie. Capito, grazie Gabriela. Insomma, Gabriela ha toccato in maniera lucida, assolutamente, sì. Complimenti per l'analisi della signora Gabriela, perché assolutamente sono concorde. Una delle cose che ritengo più gravi che è stata fatta qui a Trieste è stata il deterioramento del patrimonio nostro, pubblico e nostro. Dice bene la signora. Ma lo vedo in tantissimi, ha citato, quindi non vado a ripercorrere la Villa Gincosta, che era per aggiungere carne al fuoco, ma anche la zona per esempio del giardino pubblico aveva delle aree che erano utilizzate, degli spazi, degli edifici che erano utilizzati. Vogliamo parlare di Villa Revoltella, la casa degli sposi? Lì si poteva, proprio per lo spirito turistico, andare a utilizzare quella risorsa per richiamare anche, come dire, matrimoni a Trieste in un contesto molto pregiato, molto di rilevanza. Non si è voluto, ha ragione la signora, non è questione di burocrazia, non si è voluto. È più facile lasciare, come dire, in uno stato di abbandono, chiudere, quindi non avere responsabilità anche di sicurezza, ma nel chiudere immediatamente l'edificio completamente perde valore e poi nel giro di pochissimo tempo è più facile, e questo io lo ritengo veramente inammissibile. È più facile a questo punto demolire e costruire altro, ma si perde tutta la memoria storica, il pregio dell'edificio, i costi vanno alle stelle, e altro che costi di materie prime, ecco, insomma. Che schizzeranno anche quelli nei prossimi tempi, purtroppo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Ciao, buongiorno, ciao Alessandra. Buongiorno. Io volevo semplicemente dire una cosa. Sono d'accordissimo con quello che ha detto la signora Alessandra e anche la signora di prima alla telefonata, perché è proprio così, è un disastro. Ma a parte questo volevo dire una cosa per me molto importante. In tutto questo marasma, in tutto questo caos del mondo, che è una cosa impressionante, cioè fa paura, perché gli altri decidono della tua vita. E sinceramente vivere in un paese come il nostro, che comunque non ho sentito ancora
qualcosa su Gaza da parte della signora Meloni, perché chiamiamola signora, perché sono stata tacciata una volta che quella è una gran signora, insomma. E allora a questo punto dico, io non voglio fare parte di chi non ha mai nominato i bambini di Gaza, di chi anche adesso non ha nominato la scuola, di tutte quelle bambine morte. Le bambine. Non mi dire che non sapevano che là ci sono, con tutta l'intelligenza artificiale che comunque ce l'hanno e l'hanno usata. Io non voglio fare parte di questa cosa, perché io non sono un'assassina, io non decido queste cose, non le voglio. Cioè io voglio una cosa normale, una vita normale, e se poi a tutti questi signori non va bene, come la Costituzione italiana e tutte queste cose, perché lo so che non gli va bene, perché cercano di distruggerla in tutti i modi, e questo non significa essere sinistra-destra, io parlo normalmente adesso. Dunque di conseguenza possono accomodarsi, andare in America e lasciare tutti i loro patrimoni e anche i soldi che prendono ogni mese per i poveri, i nostri italiani. E poi bisogna anche prendere in considerazione che non tutti i migranti sono uguali, che noi domani non avremo le pensioni più, perché non ci sono bimbi che nascono, ragazzi, e anche perché avere un bimbo bisogna partire con più o meno 2.000 euro per una carrozzina e queste cose. Dunque voglio costano dire... i figli, no? Dice. Grazie signora, buona giornata, grazie dell'analisi ampia. Un piccolo commento su questo. Di fatto sono state portate in maniera molto semplici certi argomenti di geopolitica anche, facendoli, come dire, percepire come semplici. Il racconto era la Russia cattiva, l'Ucraina buona, una guerra che ci porterà a vantaggio. Gaza c'è il terrorismo e quindi è di vantaggio andare a... Va bene che Israele faccia le azioni che ha fatto per contrastare il terrorismo. Qui Iran c'è di fatto ci sono i diritti umani sono stati in qualche maniera violati in maniera molto grave nei confronti degli studenti, diciamocelo, assolutamente vero. Ma tutte queste cose non sono così bianco e nero, e quindi dobbiamo reimparare noi cittadini a riguardare questi episodi dal punto di vista degli interessi. A chi giova? Cosa è successo con la guerra per l'Europa? Cosa è successo per l'Europa con la guerra in Ucraina? È successo che abbiamo avuto l'aumento dei costi del gas, abbiamo avuto degli investimenti di tipo militare con grande impegno da parte dell'Italia. A chi ha giovato, insomma? A chi ha giovato questa cosa qui? Israele, chi ha giovato tutte queste cose qui? Cioè, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è terribile. Come ha detto la signora, i bimbi poi sono quelli che pagano, i fragili più che i bimbi. Assolutamente. Allora, c'è un'allerta per quanto riguarda l'ennesima truffa che è particolarmente subdola. Ne abbiamo già parlato anche ieri con Anna Buchhofer di Adiconsum. Stanno circolando in questi giorni false email che invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, quindi non si tratta di comunicazioni ufficiali, fa sapere la SUGI. Quindi come funziona questa truffa? Le email fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere a un presunto rinnovo della tessera sanitaria, quindi non bisogna assolutamente cliccare su questo link, perché i dati poi che vengono raccolti in questo carpiti, insomma in questo modo, possono essere utilizzati poi per scopi illeciti, come ad esempio la
rivendita di informazioni, di clonazione di documenti, attività fraudolente, insomma varie. Quindi questo è l'avviso di Asugi. Quindi come riconoscere questa truffa? Il Ministero della Salute non invia email con link per il rinnovo della tessera sanitaria, quindi lo ripetiamo ancora una volta, non cliccate su questi link sospetti perché il Ministero non richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali, quindi non cadete insomma in questa nuova truffa particolarmente subdola, perché ha a che fare con il rinnovo della tessera sanitaria, ma magari qualcuno ne ha bisogno oppure pensa di averla scaduta e quindi clicca ingenuamente su questo link, no? Quindi non lo fate. Assolutamente, è un tema che ritengo importantissimo e molto difficile peraltro da come dire, contrastare, perché talvolta sono fatti veramente bene, veramente bene. Mi è arrivato da parte di una mia conoscente l'avviso che se potevo cliccare per sostenere la sua nipotina, che la truffa della ballerina. La truffa della ballerina, ecco, sapevo che questa mia amica ha una nipote. Non sapevo onestamente cosa facesse nel viso e così via, e mi è venuto spontaneo, mi sono fermata solo perché devo fare determinate cose. Allora poi vai a controllare e verifichi che effettivamente era una truffa conosciuta. Però questo è il mio mestiere, nel senso che io lavoro all'interno dell'università come informatica e quindi sono attenta alla parte della sicurezza, delle truffe, e io è molto facile. È molto facile. Io so di persone anche molto giovani che ci sono cadute in questi tranelli. Sì, non c'entra l'età, non ho abituati ma usare i mezzi, social network, eccetera, però purtroppo sono fatte molto bene, hai ragione. Molto bene. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta ancora in compagnia di Alessandra Ricchetti, Movimento 5 Stelle. Allora, prima di collegarci con il nostro Bernardo Gulotta che è pronto, volevo solo far vedere la vignetta che era relativa alla guerra e Trump e il gaditto che se adesso non gli dà il Nobel per la pace l'attacca la Svezia. Carina anche questa. Ringraziamo ancora una volta Marco Englaro per ricollegarci al tema di prima, ma vedo pronto appunto Bernardo con il presidente di Confcommercio Paoletti. Allora a te la linea Bernardo e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Laura, buongiorno alla consigliera Ricchetti e telespettatori, grazie al Presidente della Confcommercio Antonio Paoletti per averci ospitato negli uffici proprio dei Via Mazzini per parlare di un fatto piuttosto importante a livello globale, cioè la guerra e l'attacco all'Iran che si è verificato sabato. Avrà ripercussioni, Presidente, su quello che è il comparto energetico anche nazionale. Ci sono grandi rischi e grandi paure che si riviva una situazione di crisi energetica e rincaro a danno di famiglie e imprese, uno scenario non buono. Sì, certamente, avevamo già una situazione drammatica nel costo energetico in Italia, paese europeo con il costo più caro energetico. Oggi con questo assalto, con questa guerra in Iran tra l'America ed Israele ci mette veramente a terra, cioè già la produzione nostra era in grande difficoltà industriale e le famiglie con il rincaro del gas quasi del doppio non ce la fanno più, per cui il governo italiano che mette dei contributi, delle risorse a far sì alleggerire il portafoglio delle famiglie e anche quello delle imprese non basta. Noi abbiamo già una guerra con la Russia che ci ha messo a terra. Questa qua poi adesso ci dà il colpo definitivo, la domanda è quanto durerà, perché se dura un certo periodo in qualche maniera ci si viene fuori, ma se questa guerra qui, come oggi leggevo, Trump dice sarà lunga cosa vuol dire? 1 anno, 4 anni, 3 anni? Allora in questo modo tutta l'economia mondiale va in crisi perché le navi non passano, il petrolio non ce n'è, l'energia costa, qui poco andremo tutti a piedi di nuovo, eccetera, eccetera, per cui è un grave peso per l'economia. L'Europa in questo caso dovrebbe fare massa critica
e non lavorare sempre ogni paese per conto suo, anche se alcuni paesi hanno il nucleare, perciò l'energia se la autoproducono e mentre noi no, di creare una forza economica, un po' come si è fatto col Covid, per affrontare questa possibile nuova crisi energetica mondiale. E per noi Italia, che siamo, come dicevo prima, il paese di cui il costo energetico costa di più e non abbiamo fonti rinnovabili nostre, se non abbiamo iniziato qualche anno fa con il fotovoltaico, queste biomasse e cose del genere, ma non siamo ancora arrivati a un'indipendenza totale. Per cui nel mio mondo di Confcommercio questo avrà ripercussioni sulla spesa quotidiana, sull'acquisto di mobilie, sui lavori edili, insomma su tutto il mondo, perché i costi energetici influiscono su tutto. Per cui le riparazioni, assistenza, trasporti, eccetera, andranno a influire poi sulla tasca della gente che va a fare la spesa al supermercato e vedrà che i prezzi cominceranno a lievitare. Bisogna stare attenti e noi faremo un controllo come Confcommercio che non ci siano i soliti approfittatori del momento, perché ogni volta ci sono, però il problema è serio, oltre che essere triste, è molto serio per l'economia mondiale, che poi si sta innestando, come vediamo. L'Iran ha risposto attaccando altri Emirati Arabi, perciò allargando ancora di più il conflitto, e questo è un danno veramente particolare, anche perché tanti nostri italiani negli Emirati Arabi hanno messo in imprese, fanno business e ci vivono e ci studiano soprattutto. Per cui vedremo un po', io sarò a Roma la prossima settimana in incontri su questo tema sia in Confcommercio sia in Union Camere, di cui sono vicepresidente vicario, per vedere un po' anche a livello associativo e a livello Union Camere cosa possiamo fare con le nostre risorse per aiutare le imprese. Faccio ancora una domanda, quella della spinta al contributo anche del governo può essere una misura che però indebolisce il Paese, perché quei denari che vengono utilizzati per ristorare, per calmierare i prezzi delle aziende e anche andare incontro alle famiglie sono sottratti ad altro, quindi di fatto è un deterioramento interno. È un tema importante, cioè il gatto che si mangia la coda, no? Se non ti do i soldi per abbattere i costi ti rendo non sei più competitivo nei mercati stranieri per esportazione. Se fai esportazione, fai lavoro qua, crei ricchezza, dai gli stipendi, paghi le pensioni, eccetera, eccetera. Se non te li do, non lo fai, per cui sottraggo da una parte, ma magari mi rientrano dall'altra, per cui l'equilibrio è sempre molto delicato. Certo è che abbiamo tante richieste di denari per tante cose, sanità in primis, ma non solo, e ogni goccia che va sull'energia sono buttati in pratica, perché non sono soldi che rientrano, se no indirettamente poi aiutiamo le imprese a stare sul mercato, ma quali imprese e quante? Grazie al Presidente Paoletti per averci accolto negli uffici della Confcommercio e aver lanciato anche questo grido d'allarme, perché possiamo definirlo come tale, per quello che sta succedendo ovviamente a livello globale, che deve essere affrontato con molta attenzione anche dall'Europa e dal governo italiano. Grazie Presidente. Grazie a voi e ai vostri telespettatori. Grazie, a voi la linea, Laura. Grazie Bernardo, grazie al Presidente che ha fatto un'analisi davvero molto interessante, no? Ad ampio raggio, diceva prima la nostra ospite, neanche ci fossimo messi d'accordo, sì. Ma è quello il tema del giorno in effetti. Di fatto ha fatto comunque una critica a come ha agito il governo italiano, perché condivido anch'io la direzione che va presa quanto prima e comunque una coesione europea in modo da diventare, come dire, significativi non solo nelle informazioni. Sapere che verrà sferrato un attacco è importante anche appunto per le nostre realtà militari, per i civili, è indifferente. Ma anche prendere delle posizioni. Sulla lunghezza della guerra io non vado a vado solo a leggere quello che sta succedendo, e lo leggo anche rispetto a quello che è successo in altri momenti storici. Si è parlato di guerra lampo, si sta parlando di andare a trasportare, a coinvolgere le truppe di terra, quindi guerra lunga, non guerra breve, perché quando coinvolgi le truppe di terra
Puoi fare un paragone con altri periodi storici, qui la situazione è che è molto più critica perché tende a essere una polveriera che si allarga comunque il tipo di intervento. Allora, dobbiamo andare ancora l'ultima volta per questa mattinata in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, allora insieme a Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, così fuori onda stavamo parlando invece di un caso che è accaduto proprio ieri sera, se non sbaglio, alla riunione, alla conferenza congiunta delle circoscrizioni di cui parlavamo anche prima con Barbara Odorico, sulla variazione di bilancio illustrata dall'assessore Everest Bertoli. È successo un episodio insomma sgradevole per cui tutte le opposizioni, o quasi tutte, insomma, si sono alzate e se ne sono andate da questa riunione, da questa conferenza congiunta di tutte le circoscrizioni, in particolare per quanto riguarda la comunità slovena. Certo. Che cosa è accaduto ieri sera? Allora, anch'io non ero presente a quella riunione che era riservata alle circoscrizioni. Io riporto quello che mi è stato riferito e che ritengo grave di fronte a un consigliere della minoranza slovena che ha esposto le sue richieste nella sua lingua con traduzione da parte dell'incaricato che era lì presente. L'assessore ha fatto un scivolone spiacevole, perché ha detto forse voleva solo scherzare. Comunque la frase che ha detto, o che mi è stata riportata, è che non conosce le lingue strane. Ora, questa cosa qui capirete che è molto grave. Uno, perché la comunità slovena è assolutamente riconosciuta nel suo diritto di esprimersi nella lingua propria, ma nella lingua madre. E poi perché mina proprio la fiducia che magari le comunità possono avere nei confronti delle istituzioni. Io ci ragionavo quando mi è stato raccontato, ho detto ma perché deve essere così importante? No? Ogni tanto ti fai queste domande perché vuoi capire, vuoi verificare anche con te stessa. E mi è venuto in mente, e la situazione è molto diversa, ma fa capire, mi è venuto in mente che io sono stata intervistata dalla BBC, conosco l'inglese, mi aveva chiesto di parlare di guerra in inglese. Potevo farlo, ma ho chiesto esplicitamente a loro di parlare in italiano, perché quando devi esprimerti su degli argomenti molto delicati, è naturale che tu voglia farlo con una precisione tua. Ovviamente questo già riduce la gravità che è ben altro nei confronti della comunità slovena, ma fa capire quanto sia importante, come dire, permettere a una comunità presente e forte a Trieste di esprimersi nella propria lingua e madre, nella lingua in cui è stata, come dire, cresciuta da bambino. Cioè ci sono tanti aspetti che non solo culturali, non solo di diritto, ma anche poi di relazione e emotivi. Quindi le opposizioni Quindi molto molto grave. Io spero che arriveranno delle scuse, che dirà che è stato uno scivolone, una battuta infelice. Io spero che si risolva così. Allora, approfondiremo anche questo tema, sicuramente anche noi. Abbiamo una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno alla signora Richetti. Nivea, buongiorno. Nivea. Allora, ho sentito prima, adesso è passato parecchio tempo, ma dagli interventi precedenti ho sentito dire che l'Italia non è stata avvisata dell'attacco, da Trump,
Sì, per l'Iran. Allora, l'Europa non è stata avvisata. Il presidente Trump che cosa doveva fare? Mandare un'email e avvisare, compreso l'Iran che stava per attaccare. E ha attaccato in quel modo perché? Perché c'era una riunione dei capoccia, compreso gli Ayatollah e tutti quanti, in quel momento, tramite interventi dei Mossad e della CIA. Questo è stato fatto. E poi la von der Leyen, l'Europa non è niente più ormai, non conta. Hanno tutti votato la von der Leyen, meno che Fratelli d'Italia in Europa. La von der Leyen ha aspettato 36 ore prima di pronunciare una parola. E poi quelle signore che protestano perché non è stato preso in considerazione i bambini di Gaza o d'altro, io sono d'accordo con loro su questa cosa, però ricordiamoci che l'Italia ha importato tantissime famiglie con bambini feriti, non so se l'hanno fatto gli altri stati d'Europa, però nessuno ha parlato dei 40.000 ragazzi e ragazze torturati, stuprati, ammazzati, massacrati in 2 giorni in Iran. Ecco, io so che Trump avrà avuto le sue buone ragioni, perché gli Stati Uniti sono sempre stati così, sia con Gheddafi sia con Saddam Hussein, per l'amor del cielo. Però dobbiamo prendere in considerazione tantissime altre cose. E Va poi, bene, mi scusi signora Ricchetti, Patuanelli che vuole le dimissioni di Crosetto perché era con la famiglia a Dubai. Io non riesco a capire questo. Nivea, ci dispiace interromperla perché vediamo pronto nello schermo il nostro Bernardo Gulotta insieme al sindaco Roberto Di Piazza. Allora lo sentiamo subito. Buongiorno anche al sindaco e a te la linea, Bernardo. Allora, c'è qualche problema di microfono, ancora un attimo. Eccoci, dovremmo esserci, Laura, dimmi se mi senti. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Di nuovo buongiorno a te, la consigliera Ricchetti e telespettatori, buongiorno al sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco, so che l'ha fatta arrabbiare una uscita a mezzo stampa sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati a Trieste. No, ieri ho visto alla RAI c'era questo onorevole di sinistra che ha detto che non facciamo niente per gli stranieri. E io dico abbiamo speso 22 milioni, che sarebbero 43 miliardi erotti delle vecchie lire, tanto per dare ai cittadini l'idea. E allora sto dicendo, certo si può continuare a fare, abbiamo 3.000 miliardi di debiti, possiamo continuare a fare i soliti sinistri, insomma. No? E lei oggi va in un sopralluogo in via Frausin, dove c'è la palestra, tutto il centro sportivo Costruendo. Voglio mettere a disposizione della scuola la palestra. Certo, e poi anche l'Artistica 81 che potrà usufruire di quegli spazi. Ci sarà questa nuova palestra, è una cosa molto bella, malgrado le critiche dei amici di sinistra. Ecco, altra critica anche quella sui ponti, i lavori dei ponti che sono partiti un po' sfortunati, ora si va a valutare un progetto di lavoro più massiccio. Che portino rispetto per chi lavora, che loro non sono tanto abituati a lavorare. Nel senso che c'è un'investitura nei confronti. Abbiamo una città fantastica, in questi giorni abbiamo avuto i carabinieri, abbiamo avuto ieri le Olimpiadi eccetera, tutti impazziti per la nostra città, meno che gli amici di sinistra. Consiglio comunale la prossima settimana probabilmente si parlerà anche del controllo di vicinato, quindi quella che sarà, abbiamo parlato prima con l'assessore De Gavardo, una scelta dei volontari di poter controllare le zone. È necessario secondo lei? Così. Vedremo. Intanto iniziamo, dopo vediamo cosa succederà. Okay? Grazie sindaco, grazie, lo lasciamo andare. Abbiamo avuto di fretta, un po' di chiacchierare un attimino. Bravo insomma, Bernardo. Un po' di fretta. Sì, l'abbiamo capito, però bravo, sei riuscito davvero a carpirgli un po' di commenti su temi cruciali. Allora noi continuiamo a parlarne qui. Posso permettermi? Sì. È anche un po' emblematico perché insomma sì. la richiesta di sicurezza con i volontari per la sicurezza che prima abbiamo trattato con l'assessore De Gavardo, che molto spesso anche durante le trasmissioni nostre viene fuori anche dai cittadini, non vede convinto Di Piazza. Questo è comunque una delibera dell'assessore De Gavardo sposata dal centrodestra.
promossa in particolare da Fratelli d'Italia, partita dalla quarta circoscrizione, quindi se poi il primo cittadino, che è espressione di questa maggioranza, tentenna un po', insomma, si aggiunge a quelle che sono le frizioni che abbiamo registrato negli ultimi mesi tra l'esilio di Roiano e Cabinovia. Poi saranno loro a dover eventualmente chiarire questi aspetti, non sta a me e Laura, quindi riporto quanto abbiamo inteso dal sindaco. Ed era proprio su questo che volevo poi, grazie Bernardo, era proprio su questo che volevo poi stimolare la nostra ospite dell'opposizione, no? Dava ragione a quello che stava dicendo adesso Bernardo Gulotta. Beh, insomma, intanto tantissimi argomenti che andrebbero ognuno di questi approfonditi. Mi dispiace che abbia sempre questo intercalare il sindaco rispetto a, come dire, non rispondere in merito alle critiche, ma in qualche maniera usare un tono personale, i sinistri, questi non lavora, questi così, che insomma sposta dall'argomento e dalla questione l'attenzione. E questo è quello che io ho sempre ribadito ed è secondo me gravissimo, perché non mi stai rispondendo sul temi. Andiamo sui temi. Allora, controllo del vicinato. Sono in linea con il sindaco. Ecco, è una notizia. È una notizia, sono in linea con il sindaco. Nel senso che la legge regionale ci sta dicendo due cose, che è possibile, e da non far confusione, che è possibile istituire dei volontari per la sicurezza che riceveranno controllo da parte cioè organizzati, controllati e con degli strumenti, con dei corsi, e quindi in qualche maniera ci sarà già una strutturazione rispetto a questa tipologia di risposta del centrodestra. Poi ci sarà il controllo di vicinato, che non è la stessa cosa. Allora, la domanda che faccio e che faccio anche a voi, chiaramente c'è una percezione della sicurezza che sta generando inquietudine, vero? Le persone percepiscono, non ha colore, no? È non ha colore, c'è una percezione diffuso, di inquietudine rispetto alla sicurezza. Chi gestisce la sicurezza? La sicurezza deve essere gestita a livello nazionale dalle forze dell'ordine. Questo lo dice la Costituzione, lo dice la legge. Perché? Perché proprio le forze dell'ordine? Perché per agire in un contesto così rischioso come quello della sicurezza cittadina devi essere preparato, devi avere strumenti, devi essere un professionista, punto. Quindi già i volontari mi mettono in difficoltà, però dico, li prepari, li formi, c'è il prefetto che ne ha responsabilità. Qui cosa sta facendo parte del centrodestra, perché apprendiamo che il sindaco non è favorevole, non è convinto. Una sperimentazione, però la sperimentazione la fa cambiando il regolamento, senza dare il protocollo senza condividere con il Consiglio quello che sarà il protocollo di come verranno utilizzati questo controllo di vicinato. Scusate, ma io qui sono, come dire, preoccupata. Perché sono preoccupata? Perché non è compito dei cittadini occuparsi di sicurezza. È compito dei cittadini fare segnalazioni? Sì, ma lo possono fare già adesso. Nulla osta. Allora, se questo significa che faremo una campagna di formazione ai cittadini su come collaborare con le forze dell'ordine, sono assolutamente favorevole. In questo siamo d'accordo. Questo la vede favorevole? Io la vedo favorevole. Immaginiamo anche il sindaco. Ma immagino anche il sindaco su una campagna informativa. Io sono d'accordo. Ma cominciare a parlare di controllo del vicinato senza dirmi come, con che risorse, chi coordinerà, chi formerà,
quali saranno le responsabilità? Ci sarà un'assicurazione che tutelerà questi cittadini e ci sarà una formazione a non intervenire, cioè in certe situazioni di pericolo. Ecco, questo lo ritengo molto ma molto grave. Ponteverde Porteviacco ha detto questi non sono abituati a lavorare. Beh, qui si fa e si rifà, mi viene da dire, così giusto per essere veloce, si fa e si rifà. Ponteverde, Porteviacco, l'abbiamo fatto un appalto che è andato malissimo, vorrei sapere chi pagherà rispetto a quei soldi pubblici che sono stati usati, con dei danni perché la zona era ferma, adesso si rifà. Ma la stessa cosa avviene anche per l'acquario, ma è stato fatto anche per la galleria di Montebello, che continua a perdere. Allora signori, non sindaco, per piacere, non ci dica che non sappiamo lavorare, cioè a parte che non è pertinente, è fuori tema, ci dica come mai questo comune continua ad avere problemi con gli appalti. C'era anche la palestra di Via Frausin. La Via Frausin, lì io ho sempre ritenuto che è stata fatta una scelta, a mio avviso discutibile, portando via del verde o degli spazi aperti per una scuola, senza assolutamente alcuna pianificazione urbanistica mettiamo sarò più corretta, con una pianificazione urbanistica secondo me del tutto inadeguata, cioè quando chiedi ma come verrà risolto il maggior carico di pullman e di atleti che arriveranno in quella zona, nessuno mi ha risposto, come nessuno mi ha risposto rispetto all'aumento del carico di visitatori, atleti a San Giovanni quando si aprirà il Cubone. Già adesso San Giovanni soffre di traffico e di congestione di traffico, di parcheggi selvaggi. Allora mi dispiace, forse noi non sapremo lavorare, dateci l'opportunità e dimostreremo se sappiamo o no lavorare. Sicuramente qui si stanno facendo delle scelte senza pianificazione. Allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Rimango nel discorso della sicurezza e in particolare sul discorso dei vigili armati. So, per quello che ho letto, che c'è circa da 2 anni che vengono addestrati questi vigili, questa polizia urbana, anzi, sì, perché non ho mai capito la differenza tra la descrizione di cos'è un vigile e di cos'è una polizia urbana e perché hanno fatto questo passaggio. Ma al di là di questo volevo chiedere, siccome sono state acquistate circa 250 pistole, significa che ci sono 250 poliziotti che le useranno, che le deterranno e gli verranno consegnate. E allora, siccome io ho fatto il militare e anch'io avevo le mie armi e dovevo fare la manutenzione, tenerle in ordine, ma era un compito prettamente personale della persona che deteneva l'arma. Adesso invece mi trovo che il Comune ha assunto in più del suo organico 7 persone con la qualifica di armiere. Allora io ho chiesto ai vari consiglieri che sono venuti a Sveglia Trieste cosa fanno questi armieri, solo armieri? E no, come mai lo diceva prima l'assessore De Gavardo, no? A Roiano sono state impedite le assunzioni delle maestre. Delle maestre per l'asilo nido. Questa è un'incongruenza e volevo dare una spiegazione, forse la Richetti sa qualcosa in più. Grazie Gino, buona giornata. Allora dice come si assumono 7 armieri, poi non si possono assumere le educatrici per l'asilo nido di Roiano, ad esempio, bisogna ricorrere al privato. Beh, qua è chiaro che è una scelta anche questa politica, no? Questo dobbiamo dirlo, quindi ha toccato bene il telespettatore un problema che mi è saltato subito all'occhio. Non abbiamo stabilito, quando ho letto l'articolo che era di 4 giorni fa circa,
che spiegava che verranno assunti questi armieri, con amarezza ho detto, ecco lì, appunto, non è stato possibile, secondo le dichiarazioni prima dell'assessore. L'assessore spiegava che non faranno solo quello, saranno impiegati anche in altre attività della polizia locale. Allora, no? Però certo, il punto rimane. Il punto rimane, si è andata nella direzione si è scelto di andare in quella direzione, questo è un dato di fatto, si è preferito investire in quello piuttosto che nel personale che doveva essere stabilizzato perché aveva già raggiunto i requisiti per poter essere stabilizzato. Sulla formazione mi sono battuta molto perché io sono sempre stata molto preoccupata rispetto all'armamento della polizia locale. Perché? Perché in varie occasioni si è dimostrato che è stato l'arma, possedere l'arma il problema, non averla. Mi dispiace, toccherò un ricordo terribile. I due ragazzi, i poliziotti uccisi in questura. Il problema è stato che avevano l'arma addosso, non l'hanno depositata in armeria. Quindi, diciamo, avere l'arma comporta il rischio e quindi è necessaria una formazione particolare. E io obiettavo che ha fatto bene il telespettatore a dire perché vigili e perché rispetto alla polizia locale, perché è cambiata la normativa, ed è vero, è cambiata la normativa. È un'altra figura. Purtroppo magari ne parleremo in un'altra occasione perché il tempo a nostra disposizione si è concluso, allora invito già adesso Alessandra Ricchetti a tornare a trovarci e naturalmente buon lavoro anche per il prossimo Consiglio Comunale che sarà lunedì e si annuncia già bello scoppiettante. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.